Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto da Marco Genduso qui per commentare la terza giornata della Coppa Sicilia che vedrà affrontarsi Futsal Emiri e Figarazzi Calcio a 5. Già vedete il direttore di gara, il signor Michele Merlino, che sta controllando, si è appena controllato una delle due porte, adesso farà sicuramente lo stesso viaggio dall'altra parte. C'è stato già un fischio perché il direttore di gara infatti sta facendo procedere i due capitani, da una parte Rappa, dall'altra Francesco Latarcia, verso il centrocampo per iniziare questo scontro importantissimo. Bisogna subito capire come questa sia una gara da dentro fuori, perché nonostante sia una fase di gironi di realtà possiamo anche già parlare di una partita praticamente da scontro diretto, in quanto entrambe le formazioni hanno vinto una gara contro il Real Sports e adesso quest'oggi si stanno contendendo il primo posto, nonché l'unico che garantisce il passaggio agli ottavi di finale. Nel frattempo stretta di mano tra il signore Merlino, Latargia e Rappa, i due capitani e il direttore di gara di questa partita. Ricordiamo oggi due tempi da 30 minuti in questa terza giornata di Coppa Sicilia, con le due formazioni che appunto si trovano nei primi due posti. Ultima invece fanalino di coda il Real Sports, che oggi probabilmente seguirà la partita, ma forse con non molti interessi, perché comunque la classifica non può cambiare, verrebbero comunque ultimi. D'altra parte invece queste due formazioni si daranno battaglia con i Figarazzi, che sicuramente ha una duplice funzione oggi, perché può anche permettersi di pareggiare questa sfida per passare comunque al turno successivo. Non è la stessa cosa invece per il Futsal Emiri. Vediamo qui sotto i nostri schermi tutti i termini su tutti, che ancora la felpa, vediamo se partirà dal primo. Diciamo quindi, come per il Futsal Emiri, c'è soltanto un grido oggi, quella della vittoria, per poter passare agli ottavi di finale. Nel frattempo il tecnico Cinzia Orlando sta per decidere il quintetto iniziale. Poi noi qui abbiamo in realtà sentito qualche spoiler sicuramente, perché Parisi parte dal primo, parte anche Rinicella, Vallecchia, Termini e poi a completare con la 4 Danilo Cianamitaro. Dunque sono questi i 5 iniziali, dunque panchina per Rappa, però no, forse Vallecchia non parte dal primo, invece no, si è levato la felpa anche lui, dunque partirà lui dal primo minuto. D'altra parte sicuramente vediamo Poma con la maglia numero 20, Marchese con la 11 tra i pali. La scelta è andata su Francesco Messina, dunque non su Lisciandrello, ma non è una novità. Nel frattempo vi mostriamo anche il nostro tabellino e ricordiamo sempre che il cronometro inizierà a scorrere dal momento in cui il direttore di gara, il signor Merlino, fischierà l'inizio della partita. Sta guardando il suo orologio e adesso dà un piccolo cenno con i due portieri, Messina da una parte e Rinicella dall'altra, per iniziare questa sfida. Inizia anche la partita con il primo possesso per il Figarazzi, che può addomesticare con Prestigiacomo. Poma cambia tutto dalle parti di Parisi. Poma si torna subito indietro con gli Emiri, adesso sono in fase difensiva con Vallecchia che è l'uomo più offensivo. Taglio centrale, Poma, le finte, saltano ma calcia in porta! È subito esterno della rete, però qualcosa non ha funzionato. Infatti il mister Orlando si arrabbia un po' con i suoi ragazzi, perché c'è stato un buco abbastanza evidente in zona centrale, con Poma che si è praticamente trovato davanti la porta. Poi per tanta sfortuna personale e anche fortuna per i padroni di casa non è riuscito a trovare la porta. Ricordiamo quindi come Figarazzi possa anche accontentarsi di un pari, non gli Emiri, che invece sono alla ricerca di una vittoria. Intanto Termini, dopo aver ricevuto il pallone da Cianamitaro, va verso il centro del campo, si appoggia Cianamitaro, Vallecchia si chiede tanto alla sua tecnica oggi. Termini, accarezza con la suola, poi cerca il taglio, arriva all'appoggio di Vallecchia, poi ha una grande chiusura Prestigiacomo e si riparte subito da Messina. L'anticipo di Termini sul pallone, infatti la rimessa è stata anche per gli Emiri, perché l'ultimo tocco è stato proprio di Poma, dunque Termini lo ha anticipato, ma l'ultimo tocco è stato comunque del numero 20, che rimane giù. Termini con grande sportività va subito a sincerarsi delle sue condizioni. Noi ci auguriamo che sia tutto ok. Vallecchia può puntare l'uomo, poi cerca un traversone in mezzo, viene fermato però dall'ottima chiusura di Prestigiacomo, che nuovamente devia il pallone, palla che attraversa la di rigore con Ciaravitoro che quasi non arriva a spizzare con il mancino. Questa è una grande occasione per il Futsal Emiri, che
dovrà sicuramente impostare la propria partita proprio su questo modo, ovvero cercare di attaccare il più possibile nel tentativo di portarsi in vantaggio. Poma intanto si è assolutamente ripreso. Parisi punta a Termini, lo siede, calcio in porta, Rinicella e poi la respinta di Marchese che spara in alto. Qui Parisi non l'aveva seguito molto bene, Marchese ha sicuramente graziato Rinicella, ma dopo 2 minuti abbiamo già avuto 2 grandi occasioni per il Figarazzi che non le ha però ne ha approfittato. Termini cerca il taglio del compagno, va dall'altra parte, Cianamitaro si appoggia, Vallecchia guarda i compagni, poi saggiamente torna da Termini. Tanti tocchi per Termini, Parisi e parte lui come centrale, Vallecchia cerca un cross addirittura per Cianamitaro che non aveva probabilmente capito l'idea del suo compagno, rimanendo quasi in mezzo tra una posizione di secondo palo e rimorchio. Non si sono capiti, infatti la palla è terminata direttamente in rimessa dal fondo. Presti Giacomo cerca un taglio dei compagni, si appoggia da Poma, l'ultimo a toccare è Giorgio Vallecchia. Poi Poma si lamenta col compagno, ovviamente per un appoggio che non è mai arrivato. Nel frattempo invece una curiosità abbastanza interessante è che entrambi i capitani non partono dal primo, si tratta di Rappa da una parte e la Targia dall'altra, ma sicuramente entreranno gare in corso, chissà che non siano proprio i primi cambi. Parisi allarga il gioco, Marchese, Colmancino, Poma per Parisi, poi il tocco, poi con l'addome quasi, con il Regicella che blocca, anche aiutato molto da Ciaramitaro, palla subito in profità per Termini, che però viene gettata troppo oltre. Sarà dunque rimessa laterale per il Figarazzi che ha tutto il tempo per battere, niente fretta, ricordiamo il risultato può anche andare bene così alla formazione ospite, che con un punto comunque andrebbero gli ottavi di finale, una grande stagione per il Figarazzi che domina anche in campionato, intanto commette fallo Ciaramitaro, sarà calcio di punizione. Presti Giacomo sul punto di battuta chiede di gara dove battere, adesso allarga dalle parti di Parisi, palla centrale imbucata, Rinicella fa facile prede, si appoggia, Ciaramitaro, tutto lo spazio il 4 che guarda i compagni, serve poi Vallecchia che cerca con la punta, addirittura un tiro forse deviato, infatti è così perché sarà calcio d'angolo con Ciaramitaro, anzi no, rimessa laterale, zona comunque offensiva. Parisi, Vallecchia, la carezza, potrebbe concludere, vediamo, allarga. Poi Termini, perde qualche tempo di gioco, Vallecchia, Parisi, brutto quel suo aggancio, poi Ciaramitaro direttamente da Rinicella. Dai raga, dai. Qui sentite anche la voce del presidente Alberto Rampolla che carica i suoi ragazzi. Intanto conclusione, 2 tempi poi Messina. Nonostante il colpo di testa tentato da Ciaramitaro, diciamo comunque la carica anche del presidente Rampolla che sa quanto oggi possa essere fondamentale vincere per dire la propria anche in questa competizione in Coppa. Il campionato, chiaramente la stagione è ottima, poi il mercato di dicembre sta dando delle grandi risposte perché sono stati ufficializzati in settimana 3 calciatori. Si tratta di Giovanni Salerno dalle 3 Calcio a 5, viene dunque dalla C1, poi anche Sanso, anche lui dall'Atletico Monreale, sempre nel campionato di C1. E l'ultimo colpo è stato quello di Mattia Pecoraro, che però è una vecchia conoscenza qui in casa Futsal Emidi. Ricordiamo l'ultimo passaggio dopo essere stato al Villaurea con l'Under 19. Ha iniziato la stagione con il Palermo Calcio a 5, non un'esperienza felice, adesso invece è passato nuovamente sotto la corte del presidente Rampolla per poter tornare a esultare qui al campo degli Emiri. Nel frattempo Ciaramitaro commette un intervento molto duro ma sul pallone, va in rimessa laterale e poi batte rapidamente scambiando la sfera con Parisi. Termini, si cerca di esplodere con tutta la tecnica, Termini allarga dalle parti di Vallecchia, adesso Parisi, Termini, poi viene anticipato, qui buona la chiusura di Marchese. Nel frattempo c'è qualche movimento in panchina perché da una parte sicuramente la Targia è pronto ad entrare, è un giocatore come lui sappiamo quanto possa essere fondamentale per il Figarazzi Calcio a 5, perché anche Capitan Rappa, intanto il portiere in avanti con palla di ritorno, Messina! E poi il gol proprio del portiere che si è spinto in avanti
ha battuto tutti con astuzia e porta in vantaggio il Figarazzi calcio a 5. Gli applausi da parte del portiere ed è 0-1 il risultato. Dopo 7 minuti si è quindi sbloccata questa gara e a segnare è stato probabilmente l'uomo meno atteso quest'oggi. Ci sono sicuramente calciatori come Poma, come La Targia, come Parisi, però nel Figarazzi calcio a 5 a segnare è il portiere. Sicuramente un qualcosa di insolito che non ne capita molto spesso, ma Figarazzi calcio a 5 non è nuovo a dei gol con i portieri, per chi chiaramente ha seguito lo scorso anno il campionato di Serie D. Penso sia abbastanza noto il gol di Riccardo Romeo. Tanto conclusione di Marchese col mancino, dunque stiamo citando Riccardo Romeo, portiere attualmente in forza all'Atletico Club Palermo nel campionato di Serie C1, come effettivamente anche lui abbia segnato dalla porta, in quel caso però proprio dalla sua porta, non avanzando. Si trattava della sfida playoff per l'accesso poi alla finalissima vinta contro il Palermo Futsal Club con il risultato di 5-4. Romeo in quel caso contro il Real Sports trovò un gol proprio dalla sua porta su tempi supplementari, insomma un gol che mandò veramente in un'atmosfera emozionante il campo del Pala San Pognaro di Figarazzi, che ospita come sempre in casa di questa squadra. Intanto si continua con Vallecchia che cerca un tocco con la punta, cercare i termini ma non lo trova però una rimessa laterale con Ciaramitano che subito vuole fare battere i propri compagni. Termini si appoggia dietro, Vallecchia. Dai. C'è spazio per Ciaramitaro, Vallecchia, ecco Termini, forse è un po' in ombra oggi. Termini, guarda la porta, prova a rientrare sul piede forte. Termini sul mancino, un po' strattonato, rientra e forse commette fallo, presi gioco, ma si continua. C'è qualche dubbio in realtà. Parisi con l'esterno, Ciaramitaro, poi Marchese con tanto fisico. Vallecchia. Poi palla alta per Termini. Nel frattempo c'è qualche cosa da dire al signor Merlino con Marchese su tutti che è indemoniato con il direttore di gara. Nel frattempo Vallecchia restituisce la palla. Nessun cambio al momento, sono passati ormai 9 di gioco, siamo quasi per arrivare al 10° minuto. Marchese spalla la porta contro Parisi, lotta Vallecchia, gara molto maschia adesso. Poi rientra in scivolata di Ciaramitaro sul pallone molto duro però ben fatta, poi lotta con Marchese 2 volte, casca giù, Ciaramitaro anche da terra. Signor Merlino molto vicino e questa adesso è una partita che va attenzionata perché dal punto di vista dell'atteggiamento ci aspettiamo tanti contrasti. Vallecchia taglia al centro del campo, poi si appoggia a Termini, tocco sotto Vallecchia con il ginocchio fa 1-1 il pareggio del Futsal Miri che stava effettivamente crescendo in partita e trova meritatamente il gol del pareggio. Duetto perfetto tra i due con tanto merito che va dato sicuramente a Giorgio Vallecchia perché prima taglia il campo, scambia con Termini che con la punta quasi per volere fare una sorta di tiro, ma in realtà era un passaggio, lo sappiamo tutti che questo era un passaggio. Pesca in mezzo proprio il compagno che con il ginocchio ha probabilmente trovato uno dei gol più strani della sua carriera, però se avesse colpito la palla con il piede non siamo sicuri che magari potesse trovare il gol, perché a volte anche con il piede magari non è facilissimo da lì, col ginocchio invece ovviamente veniva anche meglio. E dunque il risultato di 1-1, Termini e Vallecchia hanno deciso di riportare sul pari questa gara. Vallecchia scambia con Ciaramitaro, palla di ritorno con sinistro, Ciaramitaro aveva tutto lo spazio, poi esultanza di Danilo Ciaramitaro che esulta verso la telecamera e fa il gol del 2-1. Poi anche le urla con i compagni in panchina, l'abbraccio bellissimo con Shortino. Risultato adesso di 2-1, si è ribaltato tutto qui al campo di Emiri. Marchese scambia con Poma, poi contropiede fermato dall'ottimo intervento difensivo di Presti Giacomo, poi giù contro Vallecchia, Marchese, poi Vallecchia che suggerisce al suo avversario di non cercare il fallo con lui, questa il virgolettato da parte del
numero 14. Anche Termini qui invece a dire al compagno di non rispondere forse a queste provocazioni. Intanto aumenta il pubblico presente, poi scontro tra Presti Giacomo e Vallecchia. I due non se le mandano a dire. Tocca Capitan Rappa a gestire Vallecchia. Spesso lui il posto adesso di Parisi che si è posizionato sull'esterno, con Ciamitano invece in panchina, autore del gol del 2-1. Termini. Rappa scambia con Vallecchia. Sempre Giuseppe Rappa. Parisi. Vallecchia non rischia, Rappa. Termini, vuole il destro, prova a creare un'occasione. Vallecchia di prima sbaglia tutto. Marchese prova ad andare sul destro, lo fronteggia molto bene. Poi Termini aiuta, ma commette fallo. Il Marchese si infuria con il signor Merlino. Voleva anche un cartellino giallo per Cristian Termini. Non è d'accordo di tiro di gara, che però fischia comunque un calcio di punizione. Questa può essere sicuramente una grande occasione, con Rinicella che sta sistemando la barriera, batte rapidamente per Poma. Poi Rappa si sostituisce anche al proprio portiere. Poi Presti Giacomo con la punta, prende in pieno Parisi. Rappa, adesso non c'è veramente un momento di sosta in questa partita. Quel vantaggio del Ficarazzi, è arrivata il raddoppio. Poi Termini per poco non tocca questa palla di testa sul rilancio direttamente di Nicolò Rinicella. Che partita stiamo assistendo oggi. Dai. Presti Giacomo scarica e poi si inserisce Parisi per Marchese, che cerca di suonare la carica. Nel frattempo nessun cambio ancora per gli ospiti, che dopo 14 minuti confermano questo quintetto. Presti Giacomo sbaglia il tocco, poi Vallecchia è più veloce, lo salta, casca giù Vallecchia e non è calcio di punizione, con Vallecchia che dice qualcosa al suo avversario. Poi Marchese che si infuria col suo avversario. Ma come fanno a ammonirlo? Come fai? La vita di mio barrino. Qui Marchese è molto arrabbiato. Termini. Poi Termini con tanta sportività decide di non attaccare la difesa sguarnita. Poi Rappa addirittura restituisce la palla. Grande sportività per il Futsale Mieri, che la ricostruzione dei fatti è stata che Vallecchia chiedeva un calcio di punizione, che però non è stato ravvisato di diritto di gara. È sembrata qui abbastanza netto, però il diritto di gara ha deciso di non sanzionarlo. Forse non c'è stato realmente il tocco, bisogna rivedere le immagini. Presti Giacomo intanto cerca l'imbucata sbagliando, però nel frattempo ecco in campo, l'abbiamo chiamato, l'abbiamo citato tante volte durante la telecronaca, Francesco Latargia prende il posto. Tanto Termini con la punta, Messina mette in rimessa, anzi calcio d'angolo, chiedo scusa. Nel frattempo è entrato al posto di Poma, dunque questo è il cambio, fuori Poma, dentro Latargia. Palla alta, la tocca Parisi, non la tocca Parisi, dunque rimessa laterale. Presti Giacomo, guarda la porta, cerca la punta, poi Rinicella si infuria e urla contro i suoi compagni dicendo di non concedere questo spazio centralmente. Vallecchia, Rappa, Parisi, Vallecchia per Termini, palla, cercare dall'altra parte i compagni. C'è Parisi che prova con il destro con tanta potenza. Viene chiamato nel frattempo anche un time out per il Ficarazzi. Dunque piccolo momento di break, 1 minuto di pausa per questa partita, ma non ci stiamo sicuramente annoiando. In questi 17 minuti abbiamo visto 3 gol, 2 per i padroni di casa, 1 per gli ospiti, ma soprattutto tante occasioni da gol. Brava
un pomeriggio difficile per i padroni di casa, che si sono portati anche in svantaggio, poi però Salamitaro dopo, prima con il gol di Vallecchia, insomma la gara è cambiata decisamente. Fate parlare noi, fatecelo piccolo noi. Vi parla mister Orlando dicendo ai ragazzi di non lasciarsi andare dei commenti contro il direttore di gara, comunque di non protestare, ma piuttosto cercare di trovare quante più azioni possibili per il Tris, che al momento potrebbe anche fare stare un po' più tranquilla la formazione di casa. D'altra parte Figarazzi chiaramente è una squadra abituata a non mollare mai. Il primo posto in classifica in campionato chiaramente suggerisce anche questo tipo di giocate. I veri per oggi sembrerebbero essere veramente in partita, non sembrava nei primi 5 di gioco, adesso qualcosa è cambiato. Nel frattempo si riscaldano gli uomini in panchina, perché Andrea Sarci potrebbe essere il prossimo cambio, sta continuando il suo riscaldamento, anche Manuel Sciacca in realtà potrà dare chiaramente quest'ultimo anche tanta mano in zona gol, forse al posto di Parisi o Vallecchia. Comunque è un giocatore che gioca laterale, però sappiamo che abbia anche un'ottima confidenza con il gol. Intanto Presti Giacomo, la targia, sbaglia il tocco, un errore non da lui. Nel frattempo Rappa a chiamare Vallecchia vicino, dice avvicinati, sarai tu il possessore della palla, infatti va proprio da lui. Vallecchia, finta di corpo, e adesso Parisi, scende Rappa. Termine, anche per lui inizio di partita un po' complicato, poi però con il passare dei minuti è salito in cattedra un giocatore come Cristian Termini, sappiamo quanto possa essere fondamentale. Intanto errore di Rappa, Aiutatelo invece di ballare, aiutatelo! anche Shortino qui a fare sentire la sua voce dicendo di aiutare i compagni. Presti Giacomo, Parisi, Noluk, Marchese, porta lontano contro Rappa, prova a girarsi, Marchese, Presti Giacomo, la targia cerca un'imbucata repentina, direttamente però tra le braccia di Nicolò Rinicello. Rappa, minuto 19, si appoggia, Vallecchia, si inserisce il capitano, dà anche una palla di ritorno, però Rappa non è un giocatore forse abituato a questi tipi di tagli, è un giocatore più centrale, un giocatore che sicuramente fa della tattica, dell'intelligenza e del contrasto, oltre chiaramente del posizionamento, le sue armi migliori. Vallecchia lo ha invece servito con un pallone abbastanza complicato, intanto cerca Parisi lo scambio con la targia, palla che non arriva tra i piedi del 7 che sta cercando di accendersi, e quando si accende la targia è veramente difficile da contenere. Intanto dentro Sarci, fuori Parisi. Poi ci sarà spazio anche per Sciacca, che infatti è pronto qui sotto la nostra postazione. Sciacca probabilmente entrerà al posto di Vallecchia, ma vedremo se non ci sarà un cambio per Termini. Nel frattempo rischia tanto qui Sarci, perché in realtà la targia lo anticipa, lui un po' lo stand, però di Tegare era molto vicino. Rinicella va a lungo, la targia chiude molto bene, Presti Giacomo, c'è il taglio di Parisi, non lo serve, forse cerca una conclusione, allarga la targia, doppio passo, va sul sinistro, lo salta la targia col sinistro e poi chiude molto bene Sarci. Ma che giocata di Francesco Latargia con il mancino, passo doble e poi tentativo per battere Nicella, ma grande intervento di Sarci, e forse ha preso anche una pallonata però. Presti Giacomo, cercato tantissimo, Marchese, Presti Giacomo taglia molto bene quel campo, aveva servito alla grande, da fuori Vallecchia, uno dei migliori in questa partita, decisamente. Dentro Manuel Sciacca, sicuramente meno copertura in fase difensiva ma più gol forse, vediamo. Sciacca è un giocatore che anche lo scorso anno giocava nel San Gregorio Papa come centravanti, dunque come pivot. Termini, Rappa, scambio con Termini contro il portiere, Termini con l'esterno e non trova veramente per questione di centimetri il gol del 3-1, ma che palla di Giuseppe Rappa.
Presti Giacomo, lotta con Termini che si aggrappa, poi anche Sciacca, Presti Giacomo, salta tutti, Rinice la super, riparte il Futsal Emiri con Sarci, sbaglia tutto, la Targia e il tunnel di la Targia, poi rappa. Termini, tunnel anche da parte sua, poi cerca il taglio, sbaglia tutto, Marchese, gara veramente vivissima, la Targia accarezza per Marchese, questa era un'idea geniale da parte del 7, Marchese non lo ha seguito. Sarci cerca Termini, non lo trova. Nel frattempo bisogna capire invece la posizione di Sciacca, perché sembrava da prima che potesse partire come esterno destro, adesso in questo momento sulla fascia c'è Termini, lui invece centralmente, dunque vediamo se si scambieranno la posizione durante il corso di questi minuti o se invece è una scelta temporanea. La Targia intanto, c'è Presti Giacomo, Parisi, le finte, poi con l'esterno si appoggia, Presti Giacomo, Marchese, esce fuori la difesa, Parisi, poi Termini non abbocca le finte, poi Rappa chiude perfettamente su Marchese, grande partita di Giuseppe Rappa, il capitano di questa formazione, sta giocando veramente una partita super, ma chiaramente non è più una notizia, un giocatore centrale in questa formazione. Non ci schiacciamo troppo. Mister, primo giusto. Nel frattempo sta per entrare anche Stefano Testagrossa, che prenderà posto, vediamo il posto di chi. Intanto Termini lotta due volte, Termini alla meglio, poi il dribbling sulla Targia, palla che viene persa anche grazie all'intervento di Fabio Crivello, la Targia scivolata di Rappa ed è calcio di punizione, forse anche cartellino giallo per il capitano. Qui la Targia ha nascosto la sfera, un grande dribbling, minuto 24 di gioco, risultato sempre di 2-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Solo qui in esclusiva la gara tra Futsal Emiri e Ficarazzi Calcio a 5. Il risultato al momento è quello di 2-1. Nel frattempo Testagrossa sta aspettando l'ingresso in campo, vediamo se al posto di Termini o forse per Sarci, però per entrato, dunque tempo. Presti Giacomo sul punto di battuta, è uno schema, palla per Poma che non trova la direzione corretta, Rinicella nel frattempo non ha fretta e Termini forse si avvicina alla panchina, forse per un cambio, ma si continua. Termini, aggancio perfetto con il tacco, poi chiude Presti Giacomo, grande partita per lui. Sciacca si gira, cerca la porta, chiude Crivello, è dato anche per dare maggiore copertura in fase difensiva, perché effettivamente stava faticando e non poco il Ficarazzi. Sciacca, Termini, cerca la punta, poi chiude Messina. La Targia taglia tutto il campo, Crivello allarga, Poma da di ritorno, sbaglia tutto, Sarci di prima, Termini, può ripartire il Futsal Emiri con la punta, Termini per Sciacca, la tocca con l'esterno, chiude Messina in presa bassa, ma gioca benissimo il Futsal Emiri. Fuori Termini, dentro Testagrossa, minuto 26 di gioco, mancano 4 minuti alla fine del primo tempo, il risultato ancora sorride ai padroni di casa. Ricordiamo come oggi sia necessario, quindi condizio sine qua non, la vittoria per gli Emiri. Intanto Poma, dopo aver rubato la palla, e poi Renicella rimane in piedi fino all'ultimo e salva tutto. Invece per i Ficarazzi va bene anche un pari. Presti Giacomo, Crivello, va giù Presti Giacomo, ma si continua. Poi Testagrossa sbaglia il tocco verso Rappa, poi anche a rincuorarlo presidente Rampolla, dicendo che effettivamente il passaggio fosse giusto. La Targia, tacco, Presti Giacomo, poi accorcia Poma, ma poi va da la Targia, adesso Poma, palla di ritorno, la Targia cerca la porta, Renicella per Testagrossa, l'anticipo di Poma, sarà dunque palla in calcio d'angolo, azione
ancora insistita per il Futsal Emiri che batte con Sciacca. Rappa con l'esterno e poi forse una deviazione che stava per mettere fuori gioco anche Messina, autore del gol, l'unico al momento per il Ficarazzi. Sciacca finta di calciare col destro, poi cerca un taglio che però non viene capito dai compagni. Sarà dunque rimessa laterale in zona difensiva per il Ficarazzi, quindi riparte con Prestigiacomo, cioè vicino a lui la Targia, riceve adesso il pallone, infatti il capitano allarga male. Un'ora gli dico non vi schiacciate, non vi schiacciate. Sciacca per Rappa. Testa grossa. Sciacca. Rappa. Lo spazio per Stefano Testagrossa che prova a girarsi, però è l'ultima a toccare. Sarà dunque rimessa per il Ficarazzi che batterà con Prestigiacomo. Vicino a lui c'è Poma, c'è anche la Targia. E infatti palla al capitano. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Marchese appena entrato, lotta con Sciacca. Commette fallo Sciacca che non è d'accordissimo, però poi la Targia e Rappa, due capitani a colloquio. Sarà quindi calcio di punizione con Crivello, ma soprattutto Marchese che sta guardando la porta attentamente. Cerca la potenza, deviazione per la Targia e super Rinicella che si carica anche con un urlo. Che ha rischiato veramente tanto il Futsal Emiri, però. La Targia, Crivello. Bravo, Be! Crivello, cercare Marchese, la tocca con la testa, non basta però. Palla in rimessa laterale, mancano 60 secondi alla fine del primo tempo. Sarci direttamente da Renicella. Chiude Crivello, poi Sciacca avrà l'anticipo, sbaglia tutto. E qui forse poteva starci un calcio di punizione. Nel frattempo getta la palla fuori Sarci. Sembra effettivamente Marchese aver anticipato Sciacca, in questo caso però lo ha travolto. Ci sta probabilmente un calcio di punizione, non per il signor Michele Merlino, che ha deciso invece di non sanzionare questo intervento. Nel frattempo la Targia restituisce palla a Renicella, ha avuto 30 di gioco, adesso vediamo quanto si recupera. Sciacca, Rappa per Sarci. Sarà 1 minuto di extra time. Sciacca scambia con Rappa, non abbocca Marchese che va giù, calcio di punizione. Sarà quinto fallo. Oh raga! Sì, è finito il primo tempo, ragazzi. Manteniamo bene. La Targia, mancano circa 30 secondi alla fine del primo tempo di gioco. Commette fallo a Testagrossa ed è tiro libero per i Ficarazzi che ha l'opportunità di potersi portare sul pareggio. Qui tanta ingenuità per Stefano Testagrossa. Prestigiacomo si è già preso la palla, quindi non la Targia ma Prestigiacomo. Ci aspettava forse il tiro del 7, ma bisogna attendere per vederlo calciare. Va Prestigiacomo che alza anche il braccio a dire al direttore di gara: batto io. Per rasoterra tira di punta. Fa Prestigiacomo, avanza Renicella e lo buca. Fa 2-2, non è stato irresistibile il gol e fa pareggio. Poi c'è anche qualche battibecco. Nel frattempo finisce anche il primo tempo con il risultato di 2-2, partita bellissima al momento. Noi vi salutiamo, ma soltanto, come vi diciamo sempre, per qualche istante, perché sempre qui sui canali sportivi il secondo tempo in esclusiva di Futsal Emiri contro Ficarazzi. A dopo!
La squadra mi è piaciuta specialmente. La squadra mi è piaciuta specialmente i primi 20-30 minuti, che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono, quindi ho detto ragazzi non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come è calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelle sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0, alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti, quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, non c'è niente di sa quale cosa, l'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, perché se si sbaglia si retrocede, quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nei giorni di ritorno, le prime 10 partite, incontreremo tutte squadre alla nostra portata. Non dico che sono più forti, ma neanche più deboli, diciamo, tra virgolette. Quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me che loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo assolutamente hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento. E siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo, il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico, purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicina, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così. Sì, è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i 2 gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, 2 difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che è meglio perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su queste ingenuità. Assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegni, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare, perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazzara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazzara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa.
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa sfida vincente tra Futsal Emiri e Figarazzi Calcio a 5, risultato di 2-2 per chi si fosse sintonizzato in questo istante. Vi mostriamo anche il nostro classico tabellino, poi come sempre, come ricordiamo in ogni nostra diretta, il tempo, il cronometro scorrerà dal momento in cui ci sarà il fischio da parte del direttore di gara, in questo caso il signor Merlino. Inizia anche il secondo tempo, dunque con il primo possesso per il Futsal Emiri con Parisi, larga dalle parti di Vallecchia, rientrato in questo secondo tempo, così come all'opposto Parisi e Termini, che ha cambiato le scarpe. Vediamo se con il cambio di scarpe Termini possa trovare il gol. Ha fatto un assist oggi. Marchese. Tanti falli subiti per il numero 11. Marchese spara alla porta, sbaglia il tocco, Parisi capisce, scivolata di Lattargia, si continua, Vallecchia allarga, Termini, guarda la porta, Termini! E poi la parata da parte di Messina, poi l'ultimo tocco forse è proprio di Termini, invece no, perché sarà calcio d'angolo. Va bene. Così, Francesco. Sull'ultimo più alto. Sarà corner, Termini, uno schema, Vallecchia, c'è largo Rappa. Vallecchia. Lo salta Vallecchia con la suola, cerca il tocco, cercare Parisi, ma non lo trova, l'ha già terminata in out. Minuto 31 di questa partita, 1 minuto e mezzo dall'inizio della seconda frazione. Intanto Prestigiacomo non ne rischia nulla, Parisi, Prestigiacomo, c'è largo Lattargia, salta tutti, si ferma sterzata, scivola, poi Termini, punta l'uomo, Termini, va sul destro, allarga per Rappa col mancino, viene murato, poi Termini e viene deviata questa palla da Marchese. Sarà quindi calcio d'angolo, azione ancora insistita in attacco per il Futsal Emiri con Messina che restituisce il possesso proprio al numero 15 che ha cercato la porta ma ha soltanto la gamba, l'opposizione del suo avversario. Vallecchia cerca la conclusione da fuori, palla alta In mezzo, 3, Ciccio! Marchese, scontro con Rappa, aiuta troppo con le braccia il capitano, commette fallo, dunque calcio di punizione. Qui Marchese veramente preso tanti falli oggi, sa posizionarsi molto bene. Vai. Bravo! 1-2, si scontrano Termini e Rappa. 15, si distanzi, 15, ancora, gioca, 1. Prestigiacomo torna dietro alle parti di Parisi che si appoggia su Capitan Lattargia, poi sbaglia Prestigiacomo, pressione perfetta di Vallecchia, Termini, rientra, Termini prende forse un calcio, non per il direttore di gara, Marchese si continua, va sul sinistro, poi si appoggia Parisi, c'è ultimo Prestigiacomo, serve adesso Marchese, nasconde la palla, poi il tunnel su Rappa che va su Rinicella, palla lunga su Messina che poi rischia veramente tanto. Marchese, Ok. Lascialo. Arriva. il gioco delle Figarazzi Calcio 5 sembra abbastanza noto ormai, evidente, oserei dire, perché sta cercando di tenere il risultato, però manca veramente tanto tempo ancora. Prestigiacomo, le finte, salta a tutti, si appoggia su Marchese ma sbaglia. Questa è un'occasione importante per il Futsal Emiri con Parisi che guarda la porta, Parisi, secondo palo, Vallecchia, la palla rimane lì con tanta sfortuna e riparte il Figarazzi con Parisi che poi si incespica sulla palla. Francesco, stigli qua in alto,
Calma, calma, stiamo perdendo le distanze. Calma. Termini per Rappa. Vallecchia. Era una palla geniale quella C'è la prossima cambio. messa in mezzo da Parisi. Palla, Non sì. è arrivato Andè, però lo stesso numero 14 a concludere. Occhio, finì. Allora è rimasta leggermente dietro. Occhio, Andrea. Parisi cerca la porta. Trova però l'opposizione, bloccando anche la palla di Messina. La targia, tutto lo spazio, attacca la porta, rientra Termini. Che partita di Cristian Termini, adesso si affaccia in avanti. Termini con la punta, prende Marchese, palla in calcio d'angolo, fuori la targia, dentro Poma. Dopo 5 minuti il cambio. Oh, guarda qua, bello in senza. Andrea, guarda Bobo. Occhio senza, Andrea. Occhio senza, Filippo. Già seguito, va. Andrea. Palla fuori, Vallecchia col sinistro, ci ha provato. Già seguito. Rimani. Presti Giacomo. Poma. Marchese, spalla la porta, sbaglia tutto. Termini, c'è Vallecchia, lo serve Vallecchia! E poi con la faccia Messina, come l'ha presa? Una botta potentissima. Poi cerca di trovare la porta, il palo di Poma sul contropiede successivo. Rinicella, Vallecchia. Adesso sono un po' saltati tutti gli schemi. Vallecchia guarda i compagni, apparecchia per Parisi. Parisi! Ancora Messina con la faccia. Poi si scontra col portiere e si becca anche il cartellino giallo, giusto? Parisi cerca di dire al direttore di gara che per lui va bene anche il cartellino giallo, però di non farsi condizionare dalla panchina avversaria. Però chiaramente il direttore di gara Merlino ha risposto prontamente di avesse già deciso di ammonirlo. Effettivamente sembrava anche così da qui. Sarà quindi calcio d'angolo per il Ficarazzi, però c'è un cartellino giallo per il presidente Roberto Rampolla. Ficarazzi che guadagna ancora secondi comunque. Sarà quindi calcio d'angolo, si può finalmente ripartire con Parisi, scambio con Marchese, palla sul secondo palo e sbuca Poma, non marcato da Vallecchia e fa 3-2. Adesso si mette veramente dura per i Fuzzalemiri. Bene invece per gli ospiti che avranno 2 gol di vantaggio adesso da mantenere, in quanto che con il pareggio, ricordiamo, passerebbero agli ottavi di finale. Siamo tutti seduti. Ha risultato, signore. Ha risultato. Vallecchia. Termini. Non da salire, Mimmo, gira. Allarga Parisi. Cerca con la punta il tiro, deviazione, calcio d'angolo. Minuto 38, lo schema Vallecchia, tanta potenza. Questa volta però poca precisione. In uscita, Mimmo! Vallecchia apre dalle parti di Cristian Termini, decisamente uno dei migliori in campo. Il dribbling di Vallecchia. Sali un po', vai. Senza E rischia tanto Parisi. Rinicella spazza qui. Acaba di respingere, ma lo fa male però, perché regala una rimessa. C'è anche forse un po' spazio in realtà per poter controllare la palla, però non ha voluto rischiare veramente nulla. Vai via. Parisi col tacco, si gira, fallo di Vallecchia. E così è entrato Gino Mozzito. Quarto fallo. Quindi calcio di punizione
Signore, che problema? 4? Signore, numero di falli, signore, 4? 3. 1. Sempre ridere in campo Ciaramitaro. Palla a tagliare, Vallecchia. Punta, gira la Mazzito, lo salta, Vallecchia, si porta la palla fuori. Rientrato in campo anche Fabio Crivello che si posiziona lì dietro. E sicuramente un giocatore come lui può dare tanta mano in fase difensiva. Poma. Non ce ne fanno, Sono gioca, scontati non ce ne Parisi fanno. e Zito. E cambio, signore, ehi! Mimmo! Ciaramitaro. Parisi! Seguilo, Mimmo, seguilo, Mimmo. Vallecchia. Ciaramitaro. Seguito? Mimmo, bravo, Melo. Vallecchia. Mimmo, occhio largo poi, Termini, cerca un taglio di compagni, non trova nessuno se non Parisi che può puntare. Parisi cerca il tiro, poi deviazione, Crivello. Scontro con Ciaramitaro. No, gioca! Fabio, qua, Fabio! E poi gira, per! Ciaramitaro. Peppe! Copri la linea, Vallecchia, lo scontro con Crivello, chi ha la meglio, riesce anche a saltarlo. Crivello con la punta cerca un mix tra punta e esterno in realtà. Non trova la porta, Nicella comunque stava tenendo la posizione sul primo palo. Ciaramitaro intanto, Vallecchia. Seguilo, fa. Parisi. Termini, aggancio delizioso, casca giù. Tutto il regolare si continua. Crivello allarga, Poma, aggancio perfetto come il triportiere. Poma. E forse chiude anche questa partita. 2-4 il risultato. C'è ancora tanto tempo, però adesso questo gol sembrerebbe quasi essere un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale e segna Giuseppe Poma. Fabio, ecca. Nel tempo cambio con Sergio Naccari che si posiziona centralmente. Sali un poco, Mimmo! Tu sei la testa, tu sei. Al posto di Vallecchia, questo è il cambio. Però si nota come forse l'assenza fa fallo Parisi intanto, che già Monito rischia. Non c'è andare con la forza di chi ti è candidato! Cerca sempre di andare avanti! Poi conclusione di Presti Giacomo, cerca di tirare la porta, molto complicato da lì. Diciamo come sembrerebbe quasi abbastanza evidente che l'assenza di Rappa possa aver messo veramente tanto in difficoltà gli Emiri, che quando è uscito il capitano qualcosa dietro hanno comunque concesso. Frattempo gioco fermo. Fai silenzio, Parisi, centrale per Zito, aggancio difettoso, senza problemi, rimessa laterale con Naccari. Ciaramitaro, Stiamo su, Termini, palla di ritorno, sbaglia tutto. Zito, poi Ciaramitaro commette fallo su Parisi ed è quinto fallo, manca veramente tanto, 17 minuti, al prossimo sarà tiro libero. Parisi col tacco, palla geniale, Poma sul secondo palo, Naccari la tocca e salva tutto, poi Termini, anticipo di Parisi, Presti Giacomo, rientrato adesso al posto di Crivello, poi il dribbling, conclusione di Parisi, smorza troppo sul primo, Finicella, rapido per Termini, però gioco fermo. Non si è capito benissimo in realtà cosa abbia fischiato il diretto di gara, non abbiamo capito in realtà. Cercheremo di fare mente locale. Giuseppe! Palla Giuseppe! Sente cazzo! È un mesiante, vieni su! Parisi accorcia Naccari, Termini! Termini, Ehi!
Parisi vuole il destro, lo trova, poi Messina respinta, sempre Parisi, uno dei più pericolosi, nonostante oggi non sembrerebbe essere proprio in partita, però comunque pericoloso. Giocatore come lui può sicuramente fare tanto. Ciara Mitaro intanto. Due tempi, Messina. Cercando lo scatto di Poma che però non arriva, per noi 2 gol. Ferma Be! Palla Peppe! Palla Peppe! Termini. Sbaglia tutto. Poi la scivolata di Termini sul pallone. Parisi, Naccari per Termini! E ancora Messina, cosa ha preso? Poi lo scontro tra Prestigiacomo e Ciaramitaro, ma si continua. Fili, gioca, Fili! Poma cerca il dribbling, Termini, poi lascia lì la gamba zitto. Partita molto nervosa adesso. Vittorio Gara che parla con Ciaramitaro e con Prestigiacomo. Sicuramente Termini è decisamente il giocatore più in forma del futsal Emiri. Frattempo Ciaramitaro a colloquio con tutta la panchina avversaria. Frattempo gioco fermo con anche Parisi cerca di mettere la buona, anche Shortino si è avvicinato alla panchina avversaria. E lo scontro tra Ciaramitaro e Prestigiacomo, quello essere stato un po' l'oggetto del contendere in questa discussione. Parisi. Minuto 47, mancano 13 di gioco, poi qualcosa da recuperare probabilmente. Termini, anzi Ciaramitaro. Gira Be! Naccari che in precedenza aveva servito un grande assist per Termini con un super Messina. Termini, Naccari allo spazio, poi conclude invece Parisi, palla troppo alta. Prestigiacomo, una grande partita per il 4, poi col tacco molto elegante, cercare di ottenere Parisi che prende forse anche un calcio. Poi lottano Zito e Naccari, trattenuta piuttosto evidente. Calcio di punizione. Occhio Fili! Punta a passare, mi! Termini, Ciaramitaro. sono noi, Peppe! Gira Be! Naccari, Parisi, punta Poma, cerca con l'esterno i compagni, non li trova invece Ciaramitaro che guarda la porta, ci pensa sul sinistro, può calciare 2 volte, rimpallo, ancora Ciaramitaro. Parisi cerca la porta, poi la tocca Poma, calcio d'angolo. Rimane sempre in zona offensiva il futsal Emiri con Termini. Parisi, poi cerca la porta, Messina ancora una volta super, poi Prestigiacomo rischia tanto. Poi rischia tanto Ciaramitaro qui. Prestigiacomo contro Termini, esterno Parisi, gioco che si ferma adesso. Tiro libero. Sulle punte di battuta va Giuseppe Poma, non Prestigiacomo come in precedenza, però si è allontanato forse Poma, vediamo. Perché potrebbe battere Parisi, anche se la distanza rincorsa sembrerebbe essere del 20. Sarebbe signor Merlino a fare rispettare le distanze, no, perché andrà Marchese dunque sul punto di battuta si è allontanato effettivamente Poma.
Marchese contro Rinicella, che non è stato precisissimo il suo tiro libero. Marchese batte ancora una volta il proprio avversario del 2-5 il risultato, e adesso è veramente durissima per i Futsal Emiiri per poter recuperare 2-5 e ottavi di finale sempre più vicini per il Figarazzi Calcio a 5, che si porta sopra di 3 reti. Non saliamo. Non saliamo dietro. Tira avanti, qui. Naccari, Occhio, beh. Occhio, Andrea. Non ne esce avuto, beh. Parisi allarga, Naccari sul mancino, Messina, un buon ingresso in realtà quello di Naccari, che rischia tanto Ciaramitaro perché è stato un altro tiro libero. Sali, Andrea, sali lungo, Andrea, lungo, Andrea. Peppe. Facciamolo, curve! Marchese, Parisi, buona gara per il 10, sicuramente è salito in cattedra in questo secondo tempo. Intanto ritorna in campo anche Sarci al posto di Termini, decisamente il migliore di questa partita, però non è bastato. Ciaramitaro all'anticipo, Sarci, Marchese, poi anche Fortunato a trovare i compagni, Poma e poi Prestigiacomo. Poma, Vai vicino. Parisi con Marchese la tocca, ma non basta per agganciare la sfera, sarà dunque rimessa laterale con Ciaramitaro e Sarci. Melo, lassalo, vai, con in alto, Melo, seguilo, beh. Facciamo un po', Andrea. Parisi, Naccari, Occhio che buon sta ingresso, bene. ricordiamo il suo. Non ti salire, Melo, sumalo. Non ti schiacciare, Parisi, Naccari, scambia con lo stesso numero 11, poi lotta Marchese, Ciaramitaro col mancino, Rinicella, Occhio, beh. poi palla troppo lunga, messa dal fondo. Vediamo se ci sarà qualche altro cambio per Mister Orlando. No, lascia. Oh, Peppe. Calcio d'angolo, ma nel frattempo piccolo time out. Il di 2-5 per chi si fosse sintonizzato questo istante, ma siamo sicuri che ci state seguendo fin dal primo minuto. Gara molto vincente, con un grande primo tempo per i padroni di casa, che probabilmente avrebbero meritato anche di concludere sul risultato di 3-1. Poi però nell'ultima occasione il pareggio realizzato da Prestigiacomo, che lì forse ha un po' cambiato l'ago della bilancia, ha un po' fatto pendere maggiormente dalle parti invece delle Figarazzi, che poi chiaramente è uscito con tutta la propria potenza. Raga, Filippo, se adesso abbiamo questa pressione, andiamo a carica sta palla, per tirare la ci mettono 1, 3. Mancano 7 minuti di gioco, sarà fine match. Veramente qualcosa si recupererà, ma bisogna capire quanto per il signor Merlino. Sicuramente un minuto per recuperare questo time out, ma poi anche per qualche interruzione, qualche scaramuccia che c'è stata durante la partita. Ipotizziamo forse 3 minuti di recupero, ma è un po' un ipotizzare chiaramente. Il tempo cambia il portiere, il Futsal Emiiri, con Nando Passalacqua, che dunque fa il suo ingresso quest'oggi al posto di Rinicella. Passalacqua che è un portiere che ha una grande skill, ovvero quella di saper fare benissimo il quinto uomo. Infatti ci immaginiamo che possa mettere anche qualche palla interessante. A tempo è entrato anche Sciacca. Marchese sbaglia la rimessa, Poma non salta l'uomo, poi Sciacca di potenza, Prestigiacomo chiude, poi Marchese salta l'uomo, si ferma, sterzata, vuole cercare di rientrare, poi si chiude in uno spazio che non esiste. Sarà dunque rimessa laterale per i Futsal Emiiri di prima. Ciaramitaro, Sarci, Parisi, Sciacca accarezza la palla, serve il compagno Sarci con il tacco, prova
Patitono, ma non riesce. Poi cerca di fare la conclusione Messina, che voleva una doppietta personale per un portiere veramente tanto complicato, però forse potremmo dire che un po' se la meriterebbe, perché ha fatto una serie di parate molto importanti. Poi chiederemo anche ai protagonisti del match cosa hanno pensato di queste parate. Intanto palla cercata da Ciaramitani in mezzo per Sarci, l'anticipo perfetto di Prestigiacomo, che si conferma uno dei migliori in campo. Prestigiacomo intanto, Sciacca, Parisi, Sciacca, Sarci la difende, esce fuori Prestigiacomo, non vuole concedere veramente nulla il 4. Parisi prova la conclusione, deviazione. Qui Messina avrebbe potuto fare veramente poco, quasi nulla. Sciacca, Messina con il ginocchio. Sarci, Parisi passa all'acqua, poi rischia il velo per non rischiare il contrasto. Fuori Prestigiacomo, uno dei migliori in campo, dentro Fabio Crivello per mantenere questo risultato che chiaramente porterebbe il Ficarazzi agli ottavi di finale. Nel frattempo fuori Parisi, vediamo chi entrerà. Forse Zito. Sciacca, si prosegue con il quinto uomo, Parisi, Sciacca, secondo palo per Sarci che stava arrivando, poi passa l'acqua. Ciaramitano, l'aggancio, scarica, Parisi con la punta. C'era sempre Sarci pronto a intervenire. Cerca tanto questo secondo palo, il numero 6. Sa che non possa trovare il gol. Parisi! Infatti abbiamo proprio chiamato Sarci 2 volte. La palla è passata, ma non importa. Poi Messina! Ed è doppietta personale per il portiere, per il giovanissimo portiere che fa 2-6. Non è sicuramente tanto comune vedere un portiere segnare, figuriamoci con una doppietta. Probabilmente chi vedrà il nome del portiere con una doppietta accanto probabilmente non ne crederà forse alla partita, ma fortunatamente c'è la diretta che può certificare questa doppietta del portiere, che sicuramente se la andrà a vedere la ricorderà per tanto tempo, perché ricordiamo non è comune trovare una doppietta per un ragazzo intanto così giovane, ma soprattutto che di ruolo faccia il portiere. Ciaramitano, poi Crivello, calcio d'angolo. Mancano 3 minuti di gioco, poi sarà fine match. Marchese la mette giù, scontro con Parisi. Si è sentito proprio il tocco delle 2 scarpe. Non un fallo cattivo, però in ritardo. Fuori Parisi, dentro Naccari. C'è anche tiro libero, ricordiamo. Fa nuovamente Prestigiacomo che vuole trovare la doppietta personale, sarebbe anche meritata per la prestazione che ha fatto. Ficarazzi che ha sicuramente deciso di rispondere bene in questo secondo tempo, un primo tempo perfetto invece per i padroni di casa. Prestigiacomo perfettamente apre il destro e batte anche Nando Passalacqua, fa 2-7, risultato adesso molto ampio, forse un po' eccessivo per quello che in realtà il campo ha fatto vedere. Padroni di casa che sicuramente dal punto di vista dei punti hanno tanto da recriminare, perché ci sono state una serie di parate del giovane portiere Messina che sono stati dei miracoli assoluti, 2 con la faccia addirittura, quindi anche per specificare come Futsal Emili in realtà abbia giocato praticamente alla pari rispetto al Ficarazzi Calcio a 5, poi è venuto fuori un po' l'esperienza e chiaramente anche la bravura degli ospiti. Passato venne saltato, Poma con la punta. Se avesse cercato la porta col mancino probabilmente avrebbe dato anche il gol. Naccari, fallo di Poma, non un fallo cattivo chiaramente, però in ritardo. Sciacca, Sarci per Naccari. Cerca Ciaramitano il cross, 2 volte passa, poi la targia, cerca il tocco morbido e non trova il gol Francesco Latargia.
Oh, giriamoci! Sarci, c'è largo, passa l'acqua, vicino a lui c'è Ramitaro, serve il 4. Passa l'acqua, Gira, Fabio, gira, Fabio, gira. allarga, Sarci, apparecchia per passo che potrebbe provarci, passa l'acqua con la punta, palla in mezzo e poi sul secondo palo, sbuca, Manel Sciacca, 3-7 rende meno amaro questo risultato. Dietro! Fa laterale! Sono 2 i minuti di recupero, si finisce quindi al 62esimo di questa partita. La Crivello. Di Chiara appena entrato in questi ultimi 2 minuti, palla subito per Di Chiara, passa là qua, blocca, poi scivola il 3. Dietro! Fabio, fermo, Fabio! C'è Ramitaro, Mimmo, sei centrale, Mimmo! passa l'acqua, allarga, c'è Ramitaro di prima, c'è Ramitaro ancora col mancino, chiede una deviazione, non c'è. Mimmo! Non stai via! Si chiede un calcio d'angolo, Ramitaro lo prova tutte, ma non riesce a convincere in questa cosa dietro di gara. Tocca a Sciacca, poi Naccari, dribbling, sbaglia tutto, poi rischia Sciacca, Crivello, Di Chiara con la suola, con la punta, libera, zitto, guarda la porta, con la punta, tiro molto potente, poi scivola, anzi casca giù, scontro con Di Chiara, Fermami! Abbassa un po', passa la linea di l'acqua, passaggio devi chiudere sempre. Fabio! Sciacca per passa l'acqua, che allarga, male però, perché la pressione di Chiara è ottima. Buon ingresso, nonostante abbia giocato soltanto per 80 secondi per Di Chiara, che magari per le prossime partite si candida qualche minuto in più. La Targia buca tutti centralmente, la Targia contropassa l'acqua, la Targia salta l'uomo, passa l'acqua, super! Che miracolo di Ferdinando, passa l'acqua, c'è Ramitaro, Sciacca, contropiede, allarga per Naccari, palla sul secondo palo, passa l'acqua, sbuca, poi si confonde con il pallone. Però va bene così, finisce la partita con il risultato di 3-7 per i Figarazzi, quindi vola agli ottavi di finale battendo un ottimo Futsal Emiri nel primo tempo, forse qualcosa non ha funzionato nel secondo tempo, però comunque rimangono i primi 30 di gioco della formazione di mister Cinzia Orlando. Dunque vittoria e passaggio al turno successivo per il Figarazzi Calcio a 5, invece si interrompe il cammino in coppa per gli uomini del presidente Roberto Rampolla. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio e alla prossima.